Sindaco, ma allora avete sfrattato il Treviso Calcio? Beh, diciamo che la nostra visione parte da fuori delle mura, quindi insomma abbiamo un bacino d'utenza che è decisamente più grande e un orizzonte più ampio. Sarà, ma intanto sui campi dove per decenni si sono allenati i giocatori biancocelesti, da qualche settimana i colori e soprattutto le età sono cambiate. Sono i campi di Lancenigo lungo la Pontebana, un tempo fasto del calcio cittadino che si misurava con le grandi altenni dopo allenamenti e rifiniture, come si dice in gergo calcistico. Tempi passati e soprattutto risorse passate. Con fallimenti e strette economiche e ruzzoloni in classifica e nei gironi, il Treviso non è più quello di una volta, col risultato che anche l'impianto di Villorba non era più economicamente sostenibile. Così il comune di fatto se l'è ripreso per poi consegnarlo ai nuovi gestori. Le società sportive di Villorba, che stanno crescendo, che ci stanno dando grandi soddisfazioni, hanno numeri e gran vivaio e quindi diciamo che un po' la scelta era naturale. Insomma, il calcio comincia a deviare verso Villorba da Treviso? Ma non so se il calcio stia deviando verso Villorba, so che abbiamo più di 2000 ragazzi sotto i 18 anni che giocano, si allenano, crescono, maturano a Villorba. Forse l'aria è buona e qualcuno preferisce venire qua da queste parti. Punzecchiatura politica a parte, tra capoluogo di centrosinistra e comune a confine a matrice leghista, innegabile che questo complesso torni a vivere con questi volti e soprattutto con queste gambe. Dietro comunque società e soprattutto famiglie che sostengono costi ma anche intervengono fisicamente nella manutenzione di campi e spogliatoi. Questa è stata un'opportunità, la richiesta del comune di Villorba e della società sportiva calcio di Villorba ha dato questa opportunità all'amministrazione provinciale, che è stata valutata anche per garantire una continuità di manutenzione di questi impianti, e un'area verde fa parte di un campus studentesco di formazione e di educazione anche all'avvio dell'attività motoria, e una società che la mantiene in ordine e avvia molti giovani del comprensorio e soprattutto del comune di Villorba. È un'opportunità che andava colta. Vero promotore dell'esproprio, uno che col calcio c'entra davvero poco. Giampaolo Gomma, ma cosa c'entra un rugbista qua col calcio? No, qua è lo sport intanto. Io qua ho visto veramente una comunità con l'associazione, con i genitori soprattutto, che hanno messo del loro tempo e tutto, ma soprattutto anche una grande squadra di ragazzini che stanno facendo molto bene il loro gioco, che è il calcio. Un domani può darsi che qualcuno passa anche al rugby, per carità.